Ho intrapreso questo viaggio senza auto, per ritrovare il tempo antico del viandante. Guardo fuori dal finestrino di un treno che attraversa terre dal sapore antico. Fotografo tutto ciò che incrocia il mio sguardo. La campagna veneta. Le persone che la tengono viva sono una scoperta continua. Ogni strada, ogni fiume, ogni campo sono percorribili con i tempi dell'uomo. Tutti i percorsi mi danno il tempo e la gioia di farli miei, di assorbirne colori e sapori. Dalla bici alla canoa, dal semplice andare a piedi al cavallo. Scopro nuove realtà dai connotati semplici ma unici. I pescatori delle valli e le loro reti dai movimenti leggeri. Vedo tramonti che hanno il potere di fermare il tempo. Almeno così è nei miei pensieri. È un tripudio di colori, i riflessi dell'acqua di tutte le varietà di flora che si specchiano. I tratti del passato punteggiano con eleganza il paesaggio. Antichi ponti remoti, idrovore nascoste, campanili antichi e corti benedettine. I contadini che vedono in ogni prodotto della propria terra un tesoro dal valore antico, conoscenza e passione. Alla fine del mio viaggio arrivo là dove i canali incontrano il mare. Chioggia. Mi accoglie con eleganza e semplicità. Sento che sono arrivata alla fine della mia avventura. Porterò con me i colori, i sapori, le fotografie. Per le emozioni, invece, c'è solo un modo: tornarci presto.